La Procura chiede l'archiviazione per Luca Casarini e Pietro Marrone, indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A marzo arrivarono a Lampedusa con la nave Mare Ionio. Bomba Day da Mestre a Marghera, scatta il porta a porta della protezione civile tra chi dovrà sfollare per le operazioni di disinnesco. Domenica saranno impegnate anche pattuglie anti-sciacalli. Attenzione ai cargo merce che arrivano nei nostri interporti, il pericolo coronavirus si annida anche lì. A lanciare l'allarme il presidente della Commissione Sanità del Veneto, Fabrizio Boron. Caso di tubercolosi in una materna di Scorzè, 150 bambini saranno sottoposti a un test per rilevare la presenza del virus. Il sindaco Marcona tranquillizza i genitori, la situazione dice è sotto controllo. Chiede si faccia luce sulla vicenda del pensionato Ater di Venezia suicida dopo l'annuncio dello sfratto. Il consigliere regionale Claudio Sinigaglia interpella l'assessore Emanuela Lanzarin. Punizione esemplare per una giovane coppia che l'anno scorso rubò una gondola a San Tomà. Dovranno lavorare in attività utili per il decoro di Venezia. Ha 16 anni ed è uno dei migliori ballerini italiani, la storia del veneziano Riccardo Giorgio Gregolin, che ora cerca un filantropo per realizzare il sogno di conquistare anche gli Stati Uniti. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. È stata chiesta dunque l'archiviazione per Luca Casarini e Pietro Marrone, indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e mancato rispetto di un ordine impartito da una nave militare. La vicenda risale al marzo del 2019, quando la nave Mare Ionio arrivò a Lampedusa. Procuratore di Agrigento e Pubblico Ministero hanno chiesto l'archiviazione per Luca Casarini e Pietro Marrone, rispettivamente capo missione e comandante della nave Mare Ionio di Mediterranea Saving Humans, indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e mancato rispetto di un ordine dato da una nave militare. I fatti contestati risalgono al marzo del 2019, quando il comandante Pietro Marrone non aveva obbedito all'alto intimato dal pattugliatore della Guardia di Finanza di spegnere i motori quando la nave ONG si trovava di fronte all'isola di Lampedusa. Qualche giorno dopo, al termine di un interrogatorio durato 7 ore, l'ex disobbediente veneziano Luca Casarini era stato indagato come persona informata sui fatti. Sarà adesso il GIP a decidere sulla richiesta della Procura, ma la notizia è stata già accolta con soddisfazione sia da Casarini che da Marrone, che hanno fatto sapere di attendere con fiducia che anche gli altri 2 comandanti e capimissione di Mediterranea, ancora sotto indagine per gli stessi motivi, siano completamente prosciolti. Secondo Casarini e Marrone, i crimini contro l'umanità li commette chi fa morire in mare o nei lager libici donne, uomini e bambini. Entrambi dicono di non aspettare altro che poter tornare in mare. Le nostre navi sono ancora sotto sequestro e questa, hanno concluso, è una vergogna che deve finire. Parliamo ora del Bomba Day. Da domani tra Mestre e Marghera il porta a porta dei volontari della protezione civile nelle case, negozi e alberghi che dovranno sfollare per le operazioni di disinnesco. Un'operazione che con il blocco totale del traffico, compreso quello aereo e ferroviario, vedrà impegnate anche le pattuglie anti-sciacalli. Bomba Day è iniziato il conto alla rovescia per i 3.500 residenti tra Mestre e Marghera che, alberghi compresi, dovranno lasciare le proprie case e abitazioni per un raggio d'azione di 1,8 km dalla disinnesco dell'ordigno bellico, con il comune che, grazie ai volontari della protezione civile, informerà la cittadinanza sul da farsi porta a porta. Ci vedrà peraltro impegnati in una campagna da domani fino a sabato di carattere informativo presso tutti i civici dei luoghi interessati al raggio d'azione in cui avviene l'operazione medesima. Dall'alba di domenica 2 febbraio la base operativa di comando di tutte le operazioni di messa in sicurezza sarà la sede provinciale dei Vigili del Fuoco. Con il COM dove si tiene appunto la cabina di regia dell'intera operazione. Quindi si provvederà a mettere in sicurezza la gente con il raduno al Palazzetto Taliercio di Mestre. Si inizierà alle 7 del mattino e dopodiché appena messe in sicurezza le persone si inizieranno i lavori di disinnesco. Cospicuo il numero degli uomini della sicurezza. Ma anche i tanti volontari di protezione civile che saranno impegnati
circa 120-150 uomini. Con case, palazzi e strutture interamente vuoti, la prefettura ha già predisposto il servizio antipredoni con apposite pattuglie di carabinieri, polizia e agenti della polizia locale. Servizio peraltro già tristemente sperimentato nel 2015 lungo la riviera del Brenta dopo il passaggio del tornado. Domenica prossima la terraferma e Venezia saranno di fatto bloccate per quasi tutta la mattinata, con ferrovie e traffico aereo di laguna e di terra fermi. Dalle 7 ci sarà il divieto per quello che è la circolazione che riguarda i privati e dalle ore 7:30 del mattino sempre per tutto quello che è il trasporto pubblico locale ma anche della Ferrovia dello Stato. Quindi si fermerà, se così si può dire, per alcune ore tutto ciò che può entrare nel raggio d'azione. L'operazione avrà una durata approssimativa di circa 3 ore. Ora torniamo a parlare di coronavirus con il presidente della Commissione Sanità del Veneto che lancia l'allarme. Attenzione, dice, anche ai cargo merce che arrivano nei nostri interporti. Il pericolo si annida pure lì. È fortemente preoccupato il presidente della Commissione della Sanità regionale su come il virus cinese dall'Asia potrebbe largamente diffondersi anche qui da noi, in Veneto. Il perché e il come è lui stesso a spiegarlo, puntualizzando come si debba controllare e nel caso bloccare tutte le merci, non solo quelle alimentari, in arrivo dalla Cina nei nostri interporti, e cioè quelli di Venezia, Padova e Verona. La pandemia è un rischio reale. A Padova sapete che abbiamo ovviamente l'istituto zooprofilattico, quindi la sede è lì, il controllo è lì, partono i controlli e le direttive partono dal Ministero, però Padova è una centrale ovviamente su quello che riguarda lo studio e la possibilità di capirne gli effetti di questo virus. I carghi della Cina sbarcati nella piana di Gioia Tauro in Calabria e a Rotterdam in Olanda poi arrivano direttamente nei nostri. Solo pochi giorni fa ha bloccato a Padova dalla Guardia di Finanza il cargo di 10 tonnellate di carne di maiale dalla Cina perché a rischio peste suina. Operazione riuscita soltanto in quanto vi erano delle violazioni delle norme doganali, diversamente i finanzieri non sarebbero potuti intervenire. Serve dunque un obbligatorio e maggiore controllo alle frontiere per tracciare tutto ciò che viene sbarcato. E che arrivino ovviamente tantissime merci tramite ferrovia, tantissime merci, e la maggior parte arrivano dal sud-est asiatico, sono merci cinesi. Questo virus viaggia attraverso animali e attraverso persone e il fatto che le merci arrivino a Padova può essere un rischio in più. I controlli devono essere serrati, quindi o facciamo i controlli anche all'interno dell'interporto e delle merci che arrivano, oppure insomma non è che poi ci troviamo il giorno dopo a lamentarci. È un virus pericoloso, lo dicono ovviamente le organizzazioni della sanità internazionale e il Veneto su questo è attentissimo. 150 bambini intanto di una scuola materna di Scorzè, nella quale è stato individuato un caso di tubercolosi, saranno sottoposti al test per rilevare la presenza del virus. Il sindaco Marcon tranquillizza i genitori, la situazione, dice, è comunque sotto controllo. La situazione è costantemente monitorata sia dai medici dell'Ulstre che dagli uffici competenti del comune di Scorzè. La raccomandazione ai genitori dei bambini della materna dove si è registrato un caso di tubercolosi è di non farsi prendere dal panico. La situazione è sotto controllo e sono state attivate tutte le procedure previste. Una raccomandazione che sarà ripetuta ancora tra poche ore nel corso di un incontro in cui saranno illustrate le azioni con cui si affronterà il caso. Ci sarà un incontro nel primo pomeriggio con tutti i genitori della scuola per spiegare la situazione, per fugare tutte le paure, perché i genitori veramente sono molto allarmati, e per chiedere l'autorizzazione a fare la Mantoux, che è un test che potrà evidenziare se ci sono casi di tubercolosi tra i bambini. I risultati del test Mantoux, un'iniezione di tubercolina che rileva dalla reazione dell'organismo la presenza di un'infezione anche latente, saranno disponibili 2 o 3 giorni dopo. Il test sarà quindi ripetuto ad un paio di mesi di distanza per avere la conferma dell'assenza della malattia. Il contagio, rassicurano gli esperti, è piuttosto difficile. Il dottor Selle, col quale ho parlato, ha detto che è una cosa molto lontana dalla possibilità, però noi dobbiamo essere certi al 100% che non ci sia nessuna possibilità per lei, per la bambina e per tutti gli altri bambini soprattutto. Quanti sono i bambini in tutto? Circa 150 bambini della materna, poi lì dentro c'è anche il nido
e adesso è da decidere se sarà fatto anche il test ai bambini del nido. Lui si riservava di riflettere oggi, ne ho sentiti stamattina, per capire se valeva la pena farla anche ai bambini del nido oppure no. E ancora la vicenda del pensionato Ater suicida dopo lo sfratto. Forse bastava una telefonata per evitare questa tragedia, così il consigliere regionale del PD Claudio Sinigaglia, che chiede chiarezza all'assessore di reparto Manuela Lanzarin. Vuole si faccia luce sulla vicenda del pensionato Ater di Venezia, suicida dopo l'annuncio dello sfratto. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Claudio Sinigaglia interpella l'assessore di reparto in regione Manuela Lanzarin. Da parte mia c'è la richiesta all'assessore di fare chiarezza, cioè se è vero che questo pensionato ha ricevuto l'avviso di decadenza in base alla nuova legge sull'Ater, sugli inquilini di edilizia residenziale, perché sarebbe appunto difficile accettare che l'avviso di decadenza formale, ripetuto una seconda volta, se non ho letto male, ecco, le notizie giornalistiche, possa dar luogo poi a un suicidio di questo tipo. Insomma, la decadenza va eventualmente portata avanti laddove effettivamente ci sono delle condizioni economiche e finanziarie per cui uno fa il cosiddetto furbo e non vuole pagare. La richiesta, dice, maggiormente motivata dal fatto che l'anziano pare fosse una persona particolarmente sensibile ed emotiva. Però se ci sono delle situazioni di difficoltà bisogna appunto intervenire in maniera corretta, quindi chiediamo spiegazioni all'assessore che ci illustri che cosa è avvenuto, se è legato all'applicazione della nuova legge che abbiamo contestato, soprattutto per la decadenza, perché inizialmente c'erano 5.000 inquilini che andavano in decadenza, adesso sembra 200-300. Visti i disagi, ritardi e inconvenienti vari legati alla burocrazia, sarebbe utile il recupero della cara e buona norma legata all'uso del telefono per qualsivoglia comunicazione, specie se di questa portata, conclude. E appunto evitare un esito, se collegato alla decadenza, all'avviso di decadenza così disastroso. Punizione esemplare per una giovane coppia che rubò una gondola a San Tomà. Lavoreranno per il decoro di Venezia. Il caso non è isolato in una città in cui è capitato più di una volta che qualcuno rubasse o tentasse di rubare persino un vaporetto. La condanna inflitta in tribunale ad una coppia che nell'estate del 2015 aveva rubato una gondola a San Tomà invece sì. I due giovani, lui di Pordenone e lei di Lecco, dovranno svolgere attività sociali specificamente dedicate al decoro della città, le cui modalità e durata saranno stabilite nelle prossime settimane. La bravata di quella notte, guidare la gondola si era rivelato tutt'altro che facile, tanto da finire alla deriva in Canal Grande, poteva avere conseguenze serie, tanto che oltre al furto gli era stato contestato d'aver messo in pericolo la sicurezza della navigazione. La loro è una condanna che tra l'altro arriva in contemporanea con lo sfogo del sindaco Brugnaro sul comportamento degli studenti universitari, 2 addirittura iscritti all'Accademia di Belle Arti, che nel settembre del 2018 avevano imbrattato di vernice rossa uno dei 2 leoncini di Piazzetta San Marco. Li abbiamo perdonati perché non è stato chiesto la gogna mediatica, pubblica, cioè li ho incontrati e gli ho proposto servizio civico per il comune, non so, andiamo a pulire i graffiti. E mi hanno ascoltato, hanno annuito, speravano probabilmente di uscire dalla situazione complicata e non si sono più fatti vedere. Ecco, io credo che quello sia un atto di vigliaccheria. Lo dico con molta sincerità, ho detto, avete 2 possibilità, vi è capitato di fare una sciocchezza ma vi do una possibilità di... Non hanno avuto coraggio. Per i 2 aspiranti gondolieri, invece, l'appuntamento sarà in autunno per la verifica della loro attività per il decoro della città di Venezia. Ora parliamo di smog perché dopo una breve pausa oggi sono tornate le misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici. L'ARPAV oggi ha comunicato il raggiungimento del livello arancio per l'agglomerato di Venezia che si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per le PM10 che, lo ricordiamo, è di 50 microgrammi per metro cubo d'aria. Pertanto nel Comune di Venezia da oggi e fino a nuova comunicazione tornano in vigore le limitazioni al traffico e all'utilizzo degli impianti elettrici e delle combustioni. Ora passiamo alla politica perché i pentastellati veneti già in campagna elettorale per le regionali della prossima primavera ed è iniziata anche la sfida a Forza Italia con l'affondo al sindaco di Venezia e al suo programma per le comunali.
Apriremo le autocandidature questa settimana, nei prossimi giorni, per avere una selezione dal basso, per coinvolgere i cittadini e soprattutto aggregarli sui temi fortemente identitari in cui il Movimento 5 Stelle si deve ritrovare. Penso ai temi dell'ambiente, penso al contrasto della cementificazione selvaggia che purtroppo vediamo in Veneto. Dopo la batosta presa in Emilia e Calabria, i 5 Stelle del Veneto già al lavoro per le regionali di casa del prossimo maggio. Chiaro l'affondo del capogruppo Berti al primo cittadino di Venezia, che nei saluti di fine anno a dicembre scorso si era espresso così. A Marghera, a Mestre, a Zelarino, nei vari posti, a Campalto, a Favaro, in tutti gli interstizi che ci sono, dove ci sono ramaglie, abbandoni, lì si deve costruire, non si può, si deve, se il privato ha voglia di tirare fuori le proprie energie, le proprie risorse, noi glielo faremo fare. No, noi purtroppo siamo la regione più cementificata d'Italia per 2 anni, stiamo distruggendo il nostro territorio e vediamo Venezia, isola, che si sta completamente svuotando, un problema di residenzialità che come Movimento 5 Stelle stiamo affrontando di petto perché i veneziani sono il vero bene da tutelare. Pentastellati che per la prossima corsa in Veneto chiudono ad apparentamenti con i partiti. Il Movimento 5 Stelle si pone alternativo rispetto al sistema dei partiti, quindi vogliamo dare una chiara identità, un chiaro messaggio a tutti i cittadini veneti che noi siamo altra cosa rispetto ai partiti che purtroppo hanno messo in ginocchio la nostra regione. Ma aprono però alle liste civiche. Le civiche abbiamo dei dialoghi aperti da sempre con associazioni, comitati civiche con cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando molto bene in questi anni, quindi dei dialoghi sui temi che sono sempre aperti, ma ripeto, solo e esclusivamente con le civiche. Ci fermiamo per qualche istante e torneremo per parlare dell'avvicendamento ai vertici della Biennale. Ben ritrovati di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Ringrazia Paolo Baratta per il lavoro fin qui svolto alla Biennale. Nella staffetta saluta il nuovo sovrintendente Roberto Ciccutto, il saluto dell'assessore alla cultura del Veneto Cristiano Corazzari. Devo dire innanzitutto che va fatto un augurio, un in bocca al lupo, un buon lavoro al nuovo sovrintendente e il fatto che sia un veneziano è per noi un elemento che assolutamente vediamo in modo favorevole. Sicuramente come Regione Veneto proporremo tutte le tematiche legate al territorio, alla nostra identità culturale e storica. Sappiamo che Venezia, la Mostra del Cinema di Venezia, la Fondazione Biennale di Venezia sono un connubio che deve poter affondare le proprie radici in quella che è l'essenza di Venezia e che si riconosce chiaramente nella propria storia. Va fatto un ringraziamento al sovrintendente Baratta per il lavoro che ha svolto in tutti questi anni. Sicuramente i risultati parlano in modo evidente di una istituzione culturale come la Biennale che ha avuto una crescita costante, continua e che ha rappresentato un fiore all'occhiello non solo per il Veneto ma per tutta l'Italia, per le attività che la stessa ha esercitato. Ha saputo affrontare le sfide del futuro e quindi il nuovo sovrintendente ha un'eredità sicuramente importante rispetto alla quale mi auguro possa dare continuità. Ha 16 anni appena ed è già uno dei migliori ballerini italiani, Riccardo Giorgio Gregolin, veneziano ma castellano d'adozione, ora sogna di conquistare anche gli Stati Uniti. Number 86, Riccardo Giorgio Gregolin from Italy, performing Swan Lake. Mi alleno da lunedì a venerdì sicuramente, almeno 30 ore alla settimana, quindi faccio una media almeno dalle 2 fino alle 7-8 della sera. Poi dipende quando abbiamo anche le prove, abbiamo dei concorsi, abbiamo degli spettacoli, spesso facciamo anche il sabato e anche la domenica. Giovanissimo per questa intervista è arrivato in redazione accompagnato dal padre, 16 anni appena, Riccardo Giorgio Gregolin, tra i migliori ballerini di danza classica d'Italia, con già un palmarès di grande rispetto. A Berlino, un anno fa, ho vinto sempre un concorso che si chiama Danzolimp a Berlino e ho avuto la possibilità di ballare in un teatro che si chiama Theater des Western e davanti a uno dei teatri più grandi di Berlino. Di Quarto d'Alpino, dove ha iniziato con i suoi primi semi-plié, ma castellano di adozione, dove studia danza da anni, alzandosi anche all'alba per prendere il bus delle 5. Sì, il sogno di ballare è molto grande e un po' tutti ambiscono a quel sogno che è molto importante per un ballerino.
Sogna che ad aprile, grazie alla vittoria realizzata con l'ultimo concorso internazionale a cui ha preso parte, potrebbe assumere i colori a stelle e strisce per volare dritto dritto a New York, ma la danza costa e molto e questo potrebbe rappresentare un impedimento. Ecco perché si cerca un filantropo, sognatore e visionario par suo. Per spostarsi, per fare le trasferte, per pagare i concorsi, tutto il resto e non solo. Perché Riccardo potrebbe essere la prossima Étoile alla Scala di Milano e perché no, dello stesso American Ballet Theatre di New York, danzando ancora con Sara Mastrogiovanni. Questa sera 20:10, dopo i nostri telegiornali, sarà Andrea De Checchi l'ospite, il vice sindaco di Treviso e assessore al commercio e alle attività produttive. Si parlerà naturalmente di rilancio della città, ma anche di parcheggi. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi lascio le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Pressione in aumento, torna ad essere dunque stabile il tempo sul nostro territorio. Giorni della merla con clima tutto sommato mite. Il dettaglio di mercoledì 29 gennaio. Sul Veneto ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso, con probabili foschie o locali nebbie in pianura nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime fino a 14 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà soleggiato infatti con cielo poco nuvoloso. Saranno possibili solamente locali addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime fino a 5 gradi, massime tra 11 e 12 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, sole prevalente su tutti i settori con al massimo poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno a -1 grado, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.